Siamo qui con Alessandro e con Alessandro Bisin parleremo di quella che è oggi, ma per alcuni giorni, il centro, il clou di Montagnana, una manifestazione che ogni anno sta crescendo e quest'anno in particolare, anche grazie a queste giornate stupende, riserva veramente tante sorprese e tante attività. Sì, siamo e diamo il benvenuto alla 16ª edizione della Fiera Agricola del Montagnanese, una iniziativa voluta fortemente dall'allora amministrazione per valorizzare il territorio e in particolare i prodotti agricoli propri del territorio. Oggi vogliamo celebrare la DOC Merlara, una DOC nata giovane, nata nel 2000, ma che in pochi anni è riuscita a imporsi e a crescere in modo proprio strepitoso e soprattutto ottenere delle ottime qualità di prodotti grazie anche al territorio su cui è basata, che deriva dalla ricerca delle esondazioni che nel corso dei millenni ha avuto l'Adige, lasciando dei sedimenti propri delle nostre montagne e che permettono quindi, anche se siamo in pianura, a dispetto di quello che uno può pensare, di avere un territorio proprio per la ottima produzione di vino e di vigneti. E questo in abbinamento a tanti altri prodotti che ricordava prima il presidente del consorzio, come ad esempio il melone, il prosciutto, la patata, no? In abbinamento esattamente a tutti gli altri prodotti che vengono celebrati in altre epoche, secondo la stagione, ma che arricchiscono tutto il nostro territorio, offrendo la possibilità ai visitatori, ai consumatori, di avere delle ottime eccellenze a chilometro zero, come si dice. Quindi a questo punto noi cosa dobbiamo dire? Dobbiamo invitare le persone intanto a venire qui perché c'è anche una struttura di ristorazione sia temporanea per questa manifestazione, ma comunque fissa, nel senso che ci sono un sacco di ristoranti, trattorie, e venire qui a provare, perché noi raccontiamo ma la televisione non arriva oltre. Certamente la possibilità di vedere dal vivo quello che vuol dire il territorio e in particolare questa edizione della Fiera Agricola del Montagnanese è tutta un'altra cosa. Faccio un esempio: il Vallo di Montagnana, bellissimo, visto che la cittadina è tutta circondata da mura medievali ottimamente conservate, ora è dedicato a una mostra di animali e alla esibizione di spettacoli equestri di rara bellezza e capacità equestre. Non svegliamo tutto perché sennò se diciamo tutto, ma comunque come avete sentito qui ci sono veramente delle opportunità interessanti per visitare il territorio, per andare in giro, per vedere spettacoli qui unici e quindi appuntamento a Montagnana. Appuntamento a Montagnana e buona fiera a tutti. Bene, alla prossima e continuate a seguirci.